Signor Baesse, lei parla di un piano per distruggere le piccole aziende del Veneto. Cosa le fa pensare questo? In base all'esperienza che ho, nel 92, 93, 94 lo Stato ha fatto le leggi anti-Veneto, contro il Veneto, che ha fatto fallire migliaia di aziende. Adesso stanno provando ancora con le aziende veneziane di Chioggia e zone limitrofi, che appunto allora le aziende del sud hanno avuto dei sgravi fiscali allora e anche adesso, e a fondo perduto, mentre quelle del nord non possono averlo, hanno avuto disagi fiscali sì, però hanno l'obbligo di rendere tutto l'importo maggiorato dagli interessi da 14-15 anni adesso. Quindi, ma lei sta parlando di casi accaduti 15 anni fa, no? 15-16 anni fa. Non è qualcosa un po' troppo lungo nella storia? No, per niente, perché appunto l'INPS pretende in questi giorni dalle aziende di Chioggia e Venezia e limitrofi, pretende la restituzione dei soldi dati ancora nel 96-97. Capito? Però li vogliono maggiorati con gli interessi, cosa che al sud li danno tutto a fondo perduto. Noi basta pagare. Ma cosa sono questi soldi? In che maniera lo Stato aveva dato soldi alle aziende? Agevolazioni per lo sviluppo delle aziende stesse. Però al sud non sono sviluppate, e qua che quelle sono sviluppate adesso devono chiudere perché non hanno la possibilità di risarcire i soldi allo Stato, di dare indietro i soldi all'INPS. Quindi lo Stato aveva concesso delle agevolazioni e sì, a quanto pare adesso rivuole i soldi di queste agevolazioni. Rivuole i soldi di queste agevolazioni che hanno dato ai cosi, alle zone di Marghera di Chioggia e Venezia, mi sembra per mettere a posto i canali, renderli accessibili per chi lavora là, insomma, ecco. Quindi agevolazioni che hanno avuto il beneficio di abbassare i costi lavorativi, di incentivare l'assunzione di manodopera, e a distanza di 15 anni c'è stata una sentenza, diceva lei, della Corte europea che condanna le aziende al risarcimento, a ridare indietro tutti i soldi che avevo allora. Cioè, quindi parliamo di 15-16 anni fa ormai, vero? Che non è poco, mi sembra, vero? È passato tanti anni. Comunque, dal momento che noi non siamo stati risarciti perché appunto per vari motivi, è assurdo che noi non possiamo avere i soldi per i danni che abbiamo subito da parte delle loro agevolazioni, ma qua devono ridare indietro tutti i soldi che hanno avuto in prestito, diciamo, perché è stato un prestito, non a fondo perduto, come succede al sud. Qua hanno avuto sto finanziamento con l'obbligo di restituirlo. Lei dice due pesi e due misure? Due pesi e due misure, due Italie. Italia che lavora, ma soprattutto il Veneto che lavora e che produce. E noi saliamo per aria. Adesso appunto queste 1200 aziende circa chiogiotte e veneziane dovranno saltare per aria anche loro, perché se non hanno soldi per restituire, per esercire questo Stato, questa INPS, devono fallire per forza. E quindi altri 3-4 mila persone, 3-4 mila posti di lavoro che saltano per aria, e famiglie distrutte, e quello che succede. Quindi è in pratica la stessa cosa che è già successa a voi del settore tessile? Del settore tessile, e lo sanno qualcosa anche, già che parliamo di Chioggia, là vicino ci sono le località di Cavarzere, di Cona, la stessa Chioggia, Campo Nogara, dove decine e decine di aziende addette sull'abbigliamento contro terzi hanno cessato l'attività, hanno chiuso, perché appunto la concorrenza del sud ci ha fatto, gli artigiani del sud ci hanno fatto la concorrenza sleale, godendo di grosse agevolazioni, ripeto, hanno potuto fare sconti del 40-50% a danno delle aziende del nord, perché hanno avuto anche un contributo, un incentivo affinché venissero in Veneto a portarci via quello che era il nostro lavoro. E adesso quelle aziende che, ripeto, le 1200 segnate in argomento, loro devono pagare, perché lo Stato non abbona niente a noi veneti dobbiamo lavorare, scopare e essere schiavi di questo Stato, di questa ingiustizia, di questo razzismo, perché ingiustizia e razzismo questo, vero?
Quindi queste aziende, che erano delle cooperative venete, hanno avuto non dei contributi, delle agevolazioni, la stessa cosa che hanno avuto le aziende del sud, uguale identica. A distanza di 15 anni lo Stato va a bussare alla porta delle cooperative venete, e invece al sud? Al sud niente, danno miliardi a palate a fondo perduto. C'era una legge comunitaria che diceva che gli incentivi al sud dovevano durare fino all'anno 1996, però una legge fatta dal signor Amato, il signor Prodi e Scalfaro e compagnia Bea hanno dato un incentivo di 4.200 euro in un anno, no? Più 450 euro per altri a scadenza di 10 anni, fino a 10 anni, fino al 2003 loro hanno avuto agevolazioni fiscali che la comunità europea non voleva, però l'hanno fatto. Ecco perché adesso si rivolgono a questi artigiani, a questi veneziani e chiogiotti, perché noi non siamo cittadini del Mezzogiorno, siamo cittadini del Veneto noi, e quindi noi dobbiamo pagare. Quindi voi avete chiuso negli anni 98-99? Nel 93-94 abbiamo chiuso noi, perché la legge che citiamo noi, quella che parlo io, è del 92-93. E loro, i chiogiotti e i veneziani, l'hanno avuto 2 anni dopo di noi, capito? Quando, secondo la comunità europea, gli incentivi non dovevano più esistere. Però per i chiogiotti non ci sono gli incentivi, non possono esistere, però per il sud ci sono ancora, tutt'oggi. Quindi lei ha chiuso nel 94, ci ha rimesso la casa e tutti i suoi averi. Tutto. La stessa cosa può essere che succeda anche a queste cooperative venete, che lo Stato bussi, l'INPS bussi e si appropri dei loro beni. E quindi la piccola azienda qua in Veneto rimane assolutamente... Deve sparire. E non so dove la gente andrà a lavorare, però loro fanno il conto che noi veneti siamo i soliti asini che si tira avanti sempre la carretta, con soldi o senza soldi noi tiriamo avanti sempre la carretta, e loro abusano anche di questo, credo, perché sentire certi argomenti, certe sparate che fanno quelli del sud, noi siamo tutti, non so, cioè si abbassa la testa e si lavora e basta. Tutti benestanti, sempre pronti a produrre soldi, lavoro per i soldi da mandare giù a loro.